Eccoci arrivati ad una nuova puntata di Ingegno Migrante, questo ciclo di lezioni, conversazioni e di storie poco note di illustri bellunesi nel mondo e del passato soprattutto. È un qualcosa che facciamo soprattutto per rendere giustizia alla memoria di queste persone. Noi sappiamo benissimo che nel corso dei secoli centinaia di migliaia di emigranti bellunesi, uomini, donne, furono costretti a lasciare il loro paese per cercare fortuna nel mondo, esercitando molto spesso anche i mestieri più umili, ma erano gli stessi mestieri che esercitavano a casa propria. Però alcuni riuscirono anche ad eccellere nella loro professione, tanto è vero che oggi sono ancora ben ricordati molto spesso nel paese dove hanno esercitato la loro professione, mentre invece in parecchi casi, non in tutti ma in parecchi casi, sicuramente sono rimasti poco noti e poco conosciuti nel paese di origine. Quindi anche questa volta andiamo alla scoperta di uno di questi personaggi che nacque a Belluno, quindi proprio nel capoluogo di provincia. E intendiamo parlare di Tommaso Dolabella. È stato un pittore bellunese del primo Seicento che se ne andò in Polonia e lì fece parecchia fortuna, anche se poi le vicende della vita, come sempre, riservano anche qualche volta delle amare sorprese. Tommaso Dolabella, in alcuni altri documenti c'è scritto della Bella, dalla Bella, quindi c'è un po' di incertezza nell'esatta grafia del cognome. Comunque Tommaso Dolabella nasce a Belluno nel 1570. È figlio di un pittore, Nicolò, e di Bartolomea Freddi. Dai cognomi si capisce sono persone, famiglie provenienti da fuori, ma poi insediatesi a Belluno per il resto della loro esistenza. Il padre, come detto, era pittore, per cui anche lo stesso giovane Tommaso è molto interessato alla pittura e nel 1585, a soltanto 15 anni, lo troviamo già a Venezia. Come ben si sa e si è ripetuto tante volte, per i bellunesi andare a Venezia, specialmente in 4 secoli di dominazione della Serenissima, era un viaggio scontato, perché se si voleva imparare un mestiere, se si voleva anche cercare fortuna nel proprio mestiere, bisognava andare sicuramente a Venezia e andare, come si suol dire, a bottega. E infatti lui è l'allievo e poi anche l'aiuto, proprio il primo aiuto di un artista di origine greca, che era molto attivo a Venezia, Antonio Vassilakis, che è rimasto conosciuto negli annali della storia dell'arte con l'appellativo di Alliense. Bene, la testimonianza di questo primo periodo di pittore del giovane Tommaso è il dipinto Il Doge Pasquale Cicogna in adorazione del Santissimo Sacramento ed è un'opera del 1592. Quest'opera adorna il soffitto della sala del Senato di Palazzo Ducale, appunto a Venezia. Fra il 1592 e il 1594 lui segue il maestro all'Alliense e a Perugia realizzano una serie di opere nell'abbazia benedettina di San Pietro. Queste opere, fra le quali troviamo le scene dalla vita di Gesù, scene dell'Antico e del Nuovo Testamento e il trionfo dell'ordine benedettino. Più o meno anche di questa epoca, qualche anno di sfalsamento, è anche il dipinto della flagellazione, che fra l'altro è l'unica opera di Tommaso Dolabella esistente a Belluno. E dove si trova? Si trova esattamente all'interno del seminario gregoriano della città di Belluno. Intorno al 1595, qui scatta subito il meccanismo della fortuna artistica. Intorno al 1595, dicevo, il re polacco Sigismondo III della dinastia dei Vasa chiama appunto il maestro di Tommaso, cioè l'Alliense, alla sua corte, allora era a Cracovia. L'Alliense non se la sente per vari motivi di trasferirsi in Polonia e allora rifiuta, molto cortesemente ovviamente, di fronte a un re, immaginate voi, e manda al suo posto, evidentemente questo è anche un atto di fiducia, proprio il suo allievo migliore evidentemente, è il Tommaso Dolabella. Questi giunge alla corte polacca
fra il 1596 e il 1598. Il Dolabella realizza subito alcune opere, una serie di dipinti soprattutto a carattere, a tema storico, sono ritratti anche della famiglia reale e sono raffigurazioni delle battaglie vinte dai polacchi. Nel 1606 sposa la pittrice Agnieszka Piotrowczykovna, nome difficilissimo da pronunciare, e quindi anche con l'aiuto di questa donna che fra l'altro era abbastanza potente presso la corte di Cracovia, con questo aiuto il Dolabella si installa a palazzo, va a corte e diventa il Pector Regius, è una qualifica che evidentemente lo pone su un piano di assoluta sicurezza per il prosieguo della carriera. Nel 1609 il re Sigismondo III Vasa adotta una decisione che è molto importante circa la sede della sua corte reale. Infatti trasferisce la capitale della Polonia da Cracovia a Varsavia. Però anche qui Dolabella, come fece l'Aliense che si rifiutò di andare in Polonia, il Dolabella si rifiuta di andare a Varsavia, preferisce rimanere a Cracovia, anche perché bisogna sottolinearlo e anche comprenderlo, a Cracovia si era insediato molto bene, era il pittore regio, aveva molte commesse, era molto stimato, si era ambientato benissimo, perché muoversi quindi da Cracovia quando c'era la possibilità di continuare la propria professione anche con notevole profitto. E infatti, fra l'altro, bisogna anche tenere presente il mestiere del suocero, perché il suocero era un editore, un rinomato editore di Cracovia, e lui quindi viene impiegato, il Dolabella, a decorare con le acqueforti i libri che venivano editi dal suocero. Quindi aveva un'attività che anche dal punto di vista commerciale era avviatissima. Però c'è anche un altro fatto da tener presente, che va a favore ovviamente del Dolabella, ma anche del fatto che rimanesse ben saldo con i piedi e con la bottega a Cracovia, perché lui ottiene molte commissioni da parte degli ordini religiosi e della chiesa locale. In parecchie chiese appunto di Cracovia, in questo periodo il Dolabella lavora alacremente, realizza affreschi, realizza dipinti che in gran parte ovviamente si riferiscono alla storia degli stessi ordini religiosi committenti. È infatti un periodo di intenso lavoro che per Dolabella, ma anche per i suoi allievi, per la bottega del Dolabella. È una bottega molto rinomata, molto richiesta anche nella ex capitale polacca. Fra i tanti conventi che gli commissionano delle opere c'è anche l'importante convento di Jasna Gora a Sestokova. Quindi questo è già un nome che ci fa venire in mente qualcosa. Bene, qui fra il 1609 e il 1611 il bellunese Dolabella si occupa degli affreschi della cappella della famosa Madonna di Cestokova. Mi ci vengono in mente evidentemente i riferimenti a Giovanni Paolo II, alla grossa tradizione della venerazione della Madonna di Cestokova presso i fedeli polacchi. Di quelle opere purtroppo oggi rimangono solamente gli angeli sulle vele delle volte, mentre si è diffusa molto in tutto il mondo l'immagine della Madonna Nera, che è un'immagine che tutti ben conosciamo di certo. Dal 1612 al 1618 il Dolabella è conteso da gesuiti e francescani, ma anche dai cistercensi dell'abbazia di Moghila. Ma purtroppo dobbiamo dire che le opere realizzate per questi conventi, per questi siti religiosi, sono andate totalmente disperse o distrutte, o addirittura anche vittime di incendi più o meno dolosi. Dal 1618 al 1622 il Dolabella è impegnato nella chiesa dei Domenicani di Cracovia. Purtroppo anche qui i numerosi suoi affreschi andranno perduti con l'incendio del 1850. Sono rimasti alcuni dipinti di quel ciclo, sono stati salvati, ad esempio l'Ultima Cena, la Cena di Simone, la moltiplicazione dei pani e dei pesci e anche le nozze di Cana che vediamo, che sono ancora oggi
conservate in quella chiesa. Oltre che per i domenicani, il Dolabella in questo periodo realizza anche parecchi dipinti per i canonici regolari della chiesa del Corpus Domini, sempre a Cracovia. Proprio in questa chiesa monumentale molto bella, molto fastosa, si possono ancora ammirare al giorno d'oggi, per fortuna qualcosa è rimasto, l'apoteose dei canonici regolari, l'adorazione dei pastori e anche la morte di San Tommaso Becket. Nel 1626-27, in questo biennio, sempre per i canonici regolari, nella chiesa dell'Ascensione di Krasnik il Dolabella realizza 3 grandi opere: il Giudizio mistico, la processione del Rosario e la messa di ringraziamento. Cambia qualcosa nella vita politica della Polonia di questo periodo dell'inizio 600. Infatti sale al trono il re Ladislao IV Vasa, che era il figlio del precedente re Sigismondo. A questo punto il Pictor Regius, il nostro amico Tommaso Dolabella, acquista ancora più prestigio a corte, anche perché questo nuovo re è molto sensibile alle arti e alla cultura in genere. E infatti per il nuovo sovrano il Dolabella realizza una serie di tele con episodi della vita del santo patrono del re. Sono dei dipinti che vengono destinati alla Cappella Reale nella chiesa di Bielani. Dal 1637 in poi il Dolabella realizza una serie di dipinti di carattere tema soggetto storico e sono tutti destinati in prevalenza al castello reale della nuova capitale di Varsavia. Verso la fine degli anni 30, sempre di questo secolo XVII, la fama e gli onori che ha acquistato il Dolabella in questi decenni di grandissimo lavoro, insomma, gli hanno fatto anche accumulare delle fortune alquanto ingenti e si potrebbe anche pensare che a questo punto potrebbe anche dare libero sfogo ai suoi allievi nella bottega e quasi quasi anche ritirarsi a vita privata, comunque sovraintendere, ma il destino tante volte si mette di traverso, e infatti si mette veramente di traverso, perché il Dolabella è vittima di alcuni episodi piuttosto tristi, veramente. Infatti la famiglia della moglie, che era appena scomparsa in quegli anni, porta questo povero Tommaso Dolabella nelle aule di tribunale, e come si sa benissimo in queste occasioni la questione è sempre quella dell'eredità. Quando ci sono di mezzo i soldi è chiaro che tutto va storto, veramente storto. Fra l'altro bisogna aggiungere anche un'altra cosa: la corporazione dei pittori di Cracovia, che era evidentemente una corporazione molto potente, lo accusa di scarsa professionalità. Però non saremmo onesti dal punto di vista storico se tacessimo un'altra cosa. È vero che queste accuse sono figlie di invidia che dura ormai da parecchio tempo, ma è anche vero che lui stesso nulla ha fatto per evitarlo. Anche lui è sempre stato molto litigioso, anche nei confronti dei colleghi della corporazione, ed è sempre stato molto attaccato al denaro. Quindi è chiaro che scoppia evidentemente questo conflitto, che potrà essere tacitato solamente con un intervento importante. E infatti nel 1641 il re Ladislao IV Vasa appiana tutti i contrasti, pone fine alle accuse della corporazione dei pittori di Cracovia e sistema la questione anche dal punto di vista economico. A conclusione quindi di questo periodo piuttosto amaro per il nostro amico Tommaso Dolabella, egli si rispose un'altra volta, e questa volta va nel segno, perché sposa una facoltosa donna di Krosno. Quindi lavora subito ovviamente per la chiesa parrocchiale di Krosno, e lì è anche conservata la grande adorazione della Santissima Trinità, che lui esegue anche con l'aiuto degli allievi della sua bottega. Ormai è in età avanzata il nostro Pictor Regius, però continua ancora a lavorare soprattutto per il re,
e anche per il vescovo di Cracovia, Zasnik, che aveva mantenuto evidentemente dei grandi rapporti anche con il vescovo di Cracovia. E questo vescovo gli commissiona una serie di dipinti per il soffitto del Palazzo Vescovile di Kielce. Proprio in questo palazzo sono custoditi ancora il giudizio degli Ariani, incendio di una città e anche un dipinto che raffigura il re Ladislao IV Vasa mentre riceve i messi della Svezia. Negli ultimissimi anni di vita Tommaso Dolabella è molto aiutato dai suoi collaboratori della bottega, evidentemente l'età avanzata non gli consente di essere estremamente attivo nella sua opera. Continua a lavorare però fino all'ultimo e scompare il 27 gennaio del 1650. Se dobbiamo fare un brevissimo e sintetico bilancio, dobbiamo dire che Dolabella ha imposto in Polonia, nella Polonia del tempo, la lezione della pittura veneta del XVI secolo. Siamo nel XVII in Polonia, parliamo quindi del secolo precedente, il secolo dei grandi maestri, e la lezione è quella di chi? È del Tintoretto, del Bassano, di Paolo Cagliari detto il Veronese, i grandi della pittura veneta del Cinquecento. Bene, il Tommaso Dolabella si è abbeverato, diciamo così, all'arte di questi grandi personaggi e li ha trasportati praticamente nel gusto pittorico della Polonia del Seicento. Però, come si diceva poc'anzi, incendi, distruzioni e, dobbiamo anche dirlo, ruberie hanno disperso gran parte della copiosa produzione di Tommaso Dolabella. Ci hanno lasciato solamente, oltre a quelli che abbiamo già visto, una cinquantina di opere, fra le quali questa incoronazione di Marina Misniewska a Mosca. Però si è riusciti a trovare, a reperire nel repertorio che ci ha lasciato Tommaso Dolabella una serie di dipinti che vale la pena di vedere perché sono molto importanti e anche alcuni molto raffinati. Ecco questo ritratto di Stanisław Terzynski, questa battaglia di Lepanto nella quale ci sono dei movimenti veramente eccezionali con delle masse di personaggi che egli riesce a mettere assieme anche con un certo gusto. C'è rimasto anche questo soffitto, il soffitto dipinto per il Palazzo dell'Arciconfraternita della Misericordia di Cracovia. Molto bello anche questo Ordo Apostolorum conservato nella chiesa del Corpo di Cristo di Cracovia. Questa Madonna con Bambino, San Stanislao e San Valerio. Oppure ancora San Ladislao sul letto di morte. Questo Casimiro IV Jagellone di un'altra dinastia che con i figli riceve la comunione e viene ammesso nella confraternita di Jasna Góra. Poi c'è anche questo dipinto alquanto curioso per la chiesa dei Domenicani di Cracovia. E inoltre è inevitabile il ritratto del vescovo Stanislao nell'abbazia cistercense di Moghila nei pressi di Cracovia. Ovviamente, avendo lavorato molto anche per i re, ritratti dei re ce ne sono parecchi. Ecco qui il re Sigismondo III Vasa alla battaglia di Smolensk, o anche altri personaggi degli ordini per i quali Tommaso Dolabella lavorò. C'è San Raimondo di Peñafort, per esempio. Un altro dipinto, San Ladislao che fa l'elemosina, è un dipinto nella chiesa della congregazione camaldolese eremita di Cracovia. E questo cavaliere in costume nazionale della Polonia. Vorrei concludere con un fatto di cronaca recentissimo, ma interessante. Ora, questo è un manifesto che pubblicizza un evento culturale che si è tenuto solamente lo scorso anno in Polonia. Dall'11 settembre al 6 dicembre del 2020 il Castello di Varsavia ha ospitato la mostra Dolabella, il pittore veneziano della dinastia Vasa. Era una mostra a cura del Ministero della Cultura, del Patrimonio Nazionale e dello Sport. E quindi qui veniamo subito smentiti
se diciamo che del Dolabella nessuno si ricorda più. Bene, sì, però veniamo avvalorati nella tesi invece che là dove questi nostri personaggi bellunesi hanno lavorato, hanno esercitato la loro professione, sono ricordati ancora tutt'oggi. Quindi dopo 4 secoli ufficialmente lo Stato polacco, il Ministero della Cultura, ha organizzato una mostra di dipinti del Dolabella. È evidente che a noi ci fa un po' sorridere il fatto che venga definito pittore veneziano, però dobbiamo anche ricordarci che lui era partito da Venezia per andare in Polonia e credo che anche all'epoca il nome di Venezia fosse certamente molto più conosciuto che non quello di Belluno, quindi non è che dobbiamo rammaricarci più di tanto. Dobbiamo essere comunque da bellunesi contenti perché anche oggi, anche in questi ultimissimi anni, in questi ultimissimi mesi, ci si ricorda di un nostro conterraneo che ha lasciato una traccia importante in Polonia. Sentiamo che cosa dice il professor Piotr Gliński, vice primo ministro e ministro della cultura della Polonia. Proprio alla inaugurazione di questa mostra dello scorso anno ha dichiarato così: spero che questa mostra soddisfi anche esigenze cognitive, scientifiche e educative, perché sarebbe bene per i polacchi sapere che un così grande pittore ha lavorato in Polonia. I polacchi devono sapere che questo pittore è fondamentalmente sconosciuto, lo hanno ammesso anche gli autori della mostra stessa, perciò vorremmo che questa conoscenza fosse più divulgata. A questo punto abbiamo capito un'altra cosa, che se è vero che a Belluno non si ha grande memoria di Tommaso Dolabella, nemmeno in Polonia se ne è avuto. Però c'è chi è riuscito a organizzare questa mostra e quindi a riparare questo torto che si è fatto dell'aver obnubilato la memoria di un pittore che dallo stesso vice primo ministro e ministro della cultura della Polonia viene considerato come un grande pittore e quindi questo deve essere anche un'affermazione che fa sicuramente piacere ai bellunesi. E questo era appunto Tommaso Dolabella, pittore egregio in Polonia, un bellunese che ha onorato la propria terra con un'autentica vena artistica e anche con uno spirito di avventura e meritava certamente di essere recuperato dalle pagine della storia. Un pittore bellunese che si era fermato appunto nel primo Seicento in Polonia. E arrivati a questo punto non rimane che darvi appuntamento alla prossima lezione.